Ci sono ancora i segni sull'asfalto della tragedia avvenuta poco prima delle 8 tra Viale Fiume, la rotatoria che conduce a Saviabona, in cui nell'impatto tra un camion e una bici ha perso la vita un ciclista. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Impegnati per tutta la mattinata anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico e per la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente tuttora al vaglio. Si tratta di una zona trafficata con diversi istituti scolastici a poche centinaia di metri. Servirebbero piste ciclabili? Sì, ci vorrebbero sì, sono in altri posti, ma qua no. A un certo momento ti trovi con la rotatoria. Dobbiamo stare attenti anche noi in bicicletta, però qua non ce ne sono in questa zona. Non so, Tra l'altro è una zona anche vicina agli istituti scolastici. a scuole, tutto, così siamo messi. In teoria è la ciclabile di là, ma qua della rotatoria non ci sono ciclabili. Servirebbero, anzi due servirebbero, una per ripetere dei campetti qua che ci sono sempre ragazzini e una perché per le scuole, io tra l'altro insegno, sono passata 2 ore dopo e sono rimasta sconvolta. Qui è una rotatoria molto pericolosa, io l'ho detto più volte perché qui c'è la gente che arriva a 80 all'ora e si rischia tutte le volte, soprattutto se sei in bicicletta.